Anche Montevago è stata protagonista di una tappa del Trofeo Cave di Cusa che si è svolto nel fine settimana, una gara di regolarità che ha visto la partecipazione di circa 40 equipaggi che nel centro montevaghese hanno effettuato le prove di gara partendo dal campo sportivo fino a percorrere il centro e il comune con arrivo al Bar Helios. Era da 6 anni che non si faceva un trofeo del genere, perché voglio ricordare a tutti che questo è un trofeo regionale. È un trofeo che ogni anno si fa una gara di regolarità, ovvero le auto da tubolare a tubolare devono impiegare un certo tempo, né di più né di meno, quindi una gara di precisione, di regolarità. È una gara che comunque fortunatamente siamo riusciti a inserirla anche nella circonvallazione del paese, in quanto rispettano pure il codice della strada, quindi alla fine di questa gara poi le auto si fermeranno tutti per un breve rinfresco. Ci sono 9 comuni che partecipano, 2 della provincia di Agrigento, tra cui siamo noi, quelli della provincia di Agrigento, Montevago e Santa Margherita. Montevago più degli altri avrà la possibilità di avere 3 prove speciali, una che è appunto qui alla partenza, una al centro della circonvallazione e infine la prova speciale per concludere vicino alla Piazza della Repubblica. La bellezza di questo è appunto che ci sono auto d'epoca, ma oltre all'auto d'epoca ci saranno anche 5 macchine moderne, quindi abbracciamo un po' tutti, nel senso che ci saranno anziani, adulti, bambini che vengono ad apprezzare anche la bellezza di queste macchine, oltre che saranno delle macchine d'epoca ma tenute veramente bene. E appunto, ripeto, ci saranno queste 5 auto moderne, tra cui una del 2018, tra l'altro, una Volkswagen Up, mentre leggevo nel manifesto. E quindi è una gara anche per tutti, per donne, per tutti, perché è anche la bellezza di vedere queste macchine quando finiscono la gara, che verranno esposte per tutte 37 le auto, 35 d'epoca e 5, ripeto, moderne, tutte in Piazza della Repubblica, quindi possiamo visionarle, possiamo guardarle, possiamo anche farci delle belle foto con queste macchine. Questa è una gara di regolarità, una gara particolare nel mondo dei motori, perché è una gara dove non si corre, ma è una gara dove devono rispettare una tabella dei tempi e cercare di rispettarla al centesimo di secondo, per cui insomma è molto impegnativa da parte di chi la corre. Già stanno venendo dalla provincia di Trapani, da Partanna, adesso finiranno qui il giro all'interno della città di Montevago e poi ritorneranno in provincia di Trapani a Sala Paruta per poi andare a finire la corsa a Campobello di Mazara, dove è nata e da dove parte. Una battuta al volo su questa gara: chi non partecipa ad una competizione del genere in questo meraviglioso territorio siciliano, una gara di validità nella massima serie tricolore, dico, perde tanto, quindi invito tutti davvero da concorrente a vivere l'emozione di questa gara.